durante lo svolgimento della gara. Tra le junior manca la super favorita che è la vincitrice della gara di Onara e la dominatrice di tutti i cross di quest'inverno fino a questo momento, Letizia Titon. Quindi andremo a seguire con particolare interesse l'Industria Padova, poi da seguire anche Giada Mele, Arianna Morosin sicuramente che fa il suo esordio nel cross con questa gara, Sonia Marongiu seconda nella gara di concorrenti. Ed ecco lo sparo, partita la gara, già una delle favorite al comando Arianna Morosin, Industriali Conegliano, insieme a lei Francesca Smiderle. Ora salgono la zona dell'argine. Morosin, Francesca Smiderle, Giada Mele, anche Gloria nel gruppo di Beatrice Mazzer si è portata avanti. Samantha Bottega guida l'inseguimento, c'è anche Sara Agosti con Gloria Tessaro e Roberta Casson, Eva Serena, poi Laura Della Montà, atlete di varie categorie, la coppia stai sotto la trota, sotto a quella, brava, vai lo fuori in discesa, stai sotto a quella. Dai su qua, giù veloce in discesa, vai su qua, vai su, piano piano. Prova. Allora dicevo coppia di testa, Arianna Morosin e Francesca Smiderle sono ancora insieme le due concorrenti, le vediamo che ora sono risalite e sono tornate nella parte visibile del percorso. Vai Gloria! Alle loro spalle si fa avanti Beatrice Mazzer della allieva dell'Atletica Mogliano. Con una settantina di metri di distacco Beatrice Mazzer, allieva dell'Atletica Mogliano, va anche lei ad iniziare il secondo giro, poi a guidare l'inseguimento Giada Mele, Assindustria Padova, alle sue spalle Gloria Tessaro, Laura Della Montà, Eva Serena e Sara Agosti, c'è anche Roberta Casson nel gruppo. Iniziano il secondo dei due giri grandi. Le concorrenti, ancora aperta la situazione per quanto riguarda le concorrenti della categoria juniores.
Gloria Tessaro in questo momento al comando tra le junior, mentre tra le allieve è Beatrice Mazzer. Azione di forza in questo momento di Francesca Smiderle, che ha preso un margine di 5-6 metri nei confronti di Arianna Morosin. Portacolori dell'Asi Veneto, Francesca Smiderle. Francesca, dai! Sonia! Dai, aumenta Sonia! Vai Ilaria, guarda avanti sul giro qua! Ora risaliranno sull'argine per poi discendere nella zona del lungargine dell'Adige. Dai, una alla volta, dai! Insiste nella sua azione Francesca Smiderle, che sembra poter aumentare il suo vantaggio, ma attenzione, Arianna Morosin non è personaggio da cedere facilmente il campo, infatti sta tentando di rientrare. Alle spalle delle due c'è sempre Beatrice Mazzer solitaria, mentre Serena Eva si sta mettendo in evidenza nel gruppo delle inseguitrici. C'hai un bel gruppo davanti, prova a Sta allungando Eva Serena, che è la seconda delle allieve. Poi c'è Laura Della Montà, Roberta Casson ora si sta portando avanti. La prima delle junior è Gloria Tessaro, che vediamo. Ora è Arianna Morosin a fare l'andatura, sempre tallonata da Francesca Smiderle. Le due ormai hanno un vantaggio incolmabile nei confronti di una validissima Beatrice Mazzer, che si è portata coraggiosamente all'inseguimento ed ora è tranquilla in terza posizione ed è la prima delle allieve. Alle sue spalle vediamo la sua compagna di squadra che si sta mettendo in evidenza, Eva Serena, che ha staccato il gruppetto delle inseguitrici e si è portata in quarta posizione. Poi un'altra allieva, Laura Della Montà, e poi Giada Mele e Roberta Casson. Mi pare di vedere anche Gaia Beninca, se non vedo male, che in tal caso sarebbe la prima delle junior. Ora sono impegnate nella parte ampia del percorso lungo l'argine dell'Adige. Le concorrenti tra poco le rivedremo risalire c'è stato... No, sono la vincitrice della giornata, Francesca Smiderle. Tra gli applausi dei presenti va a vincere questa gara nei confronti di Arianna Morosin, Industriali Conegliano. Anche Beatrice Mazzer ha fatto il suo ingresso nella zona di arrivo. Ed eccola Beatrice Mazzer, prima delle allieve. Applauso anche per Beatrice Mazzer e grande gara anche per Eva Serena, entrambe dell'Atletica Mogliano, queste concorrenti. E terza delle allieve la vediamo ora arrivare, è Laura Della Montà. Sprint anche per Giada Mele, che va a superare Gaia Beninca, che è quindi la prima. Gaia Beninca, la prima delle junior. Arriva anche Roberta Casson e Sara Agosti, Gloria Tessaro, Martina Zantedeschi, ed eccola anche l'arrivo per la portacolori del... Dai Ilaria, dai! Intanto salutiamo l'assessore allo sport del comune di Pescantina, che poi sarà con noi per le premiazioni. Continuano intanto gli arrivi e andiamo intanto a presentare la composizione della prossima gara, quella della categoria allievi. Gli allievi dovranno percorrere 4.000 metri, quindi un giro piccolo più 2 giri grandi.